Oggi vi voglio presentare una macchina speciale, il GTA 40. In pratica è l'evoluzione della macchina che conosciamo già, il GTA 26, quello un po' più piccolino. Questa macchina è una macchina superiore per caratteristiche di taglio, per forza, porta 2 batterie e quindi conferisce al motore molta più potenza, ha una lunga autonomia nel taglio ed è l'unica macchina omologata per i tree climber, cioè per coloro che vogliono tagliare in altezza, sospesi sulle piante, tanto per capirci. Però è anche un ottimo prodotto per chi vuole un'impugnatura speciale, ben fatta, e una macchina che ha sia la pompa dell'olio automatica ed ha anche il tensionatore della catena, è provvista di un caricabatterie doppio, ha la possibilità di agganciare attraverso l'anello che troviamo qui alla motosega chi volesse andare in altezza a eseguire i tagli. Devo preferire questo articolo se voglio un prodotto non molto pesante, perché compreso di batterie vado ad avere un peso di 1,7 kg, mentre una motosega, quella che pesa meno di tutti, siamo attorno ai 3 kg, quindi sono esattamente alla metà del peso ed è molto più maneggevole, riesco ad andare molto meglio all'interno della vegetazione e riesco anche ad agganciarla in maniera semplice e andare su una scala, prenderla e fare dei tagli. Questo è il motivo per il quale io potrei prendere questa, però la casistica è talmente grande che potrebbe essere benissimo che io devo tagliare dei bancali, voglio fare abbastanza velocemente, voglio una macchina prestazionale ma non molto pesante, questa potrebbe essere molto interessante. Teniamo presente che le batterie sono sempre le AS2 che fanno parte di una serie di molti attrezzi alle quali possono essere applicate. Le attrezzature che io posso utilizzare con queste batterie sono numerose. È consigliabile per chi vuole andare a ottimizzare anche i costi delle batterie. Ciao a tutti e buon taglio.